Buona domenica amici dell'Eccellenza dal Comunale di Leonforte per la seconda giornata del girone B di Eccellenza Siciliana e Leonfortese AC Cosendei. Buona la sfonda, poi Fittaioli restituisce al calciatore brasiliano. Cosendei verso la porta, Giappone anche il palo, poi c'è un tocco con un braccio di Fittaioli, lanci in avanti per Baldè, la posizione regolare, grandissimo stop, Baldè al centro, gli rimane la palla tra i piedi, Baldè calcia, deviazione, poi Fittaioli, ancora Baldè, terza possibilità, calcia basso sul primo palo. Apertura ottima panoramica di Genovese dall'altra parte dove c'è De Emanuele, sterza, può calciare, non lo fa, rientra una volta, poi due, ancora dalla distanza De Emanuele, si distende Pandolfo, concede il calcio d'angolo, cambio campo per Baldè, la posizione regolare, rimane giù la bandierina, Baldè, sterza, Baldè sul primo palo ancora, si distende Giappone, Papotto, guarda al centro dove c'è solo Pavisic però, Brumat. Si torna a Papotto, grandissima idea di Brumat, cross al centro per Pavisic, 1-0 per l'ACI Sant'Antonio, di testa Pavisic, non poteva sbagliare, era troppo vicino alla porta, 1-0 ACI Sant'Antonio. L'ottima palla di Brumat per Papotto che la mette morbida sul secondo palo, si stacca dalla marcatura Pavisic che deve solo mettere in porta. Pavisic non lo può servire, è un po' lontano, va da Caira, 2 minuti di recupero, Caira apre benissimo per De Emanuele, non stoppa, poi rientra De Emanuele, conta i passi e calcia a giro, che gol di De Emanuele, 2-0 per l'ACI Sant'Antonio, una perla del numero 10, grandissimo gol di Luca De Emanuele che ha preso palla, è rientrato sul destro, calciato a giro dove Pandolfo non poteva mai arrivare. Caputa può crossare al centro, forte per il colpo di testa di Cosendei, la grandissima parata di Giappone, apertura per Caputa, la posizione regolare, Caputa verso la porta, Caputa calcia in 2 tempi Giappone, primo stop non semplice, riesce comunque a girarsi, a verticalizzare per Caputa, si muove bene, lascia il russo perché è in fuorigioco, la sfera ritorna a Caputa che calcia, c'è fuori gioco, centralmente il pallone è buono, Licciardello può calciare, non lo fa inizialmente, c'è sul mancino e ci prova comunque, vicino al tris, l'ACI Sant'Antonio finisce la partita con il risultato di 2-0 per l'ACI Sant'Antonio, tutto nel primo tempo, prima il gol di Pavisic e poi la perla firmata De Emanuele. Ringrazio McGinn per la regia, un saluto da Fausto Signorelli.